Martedì 1° marzo ho preso parte a una spedizione umanitaria con 3 autobus partiti da Udine, nel nord-est dell'Italia, in direzione del confine tra Ucraina e Polonia. Al lato polacco, il nostro obiettivo, su iniziativa dell'Associazione Ucraina Friuli, era quello di portare in Italia quei profughi ucraini che avevano appena attraversato la frontiera. Io l'ho raccontato questo viaggio da giornalista, ma ovviamente essendomi trovato in quella situazione ho fatto di tutto per dare nel mio piccolo una mano. Per esempio al termine di questo lungo viaggio, 2 notti su 3 passate in autobus, ho accompagnato una famiglia di 3 persone, mamma con 2 bambini a Trieste. L'autobus aveva finito il suo percorso a Udine, un'ora di viaggio in cui, pur essendoci diversi problemi di comunicazione perché non parlavamo la stessa lingua o non parlavamo lingue comuni, insomma, ho potuto vedere la loro emozione nel trovare finalmente un posto sicuro, nel guardare le montagne, nel guardare il mare. Loro che non erano mai usciti dall'Ucraina hanno potuto finalmente ritrovare il sorriso fuggendo dalla guerra.